Ben ritrovate amiche e amici dell'atletica. Il cross in festa a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, dove sono stati assegnati i titoli italiani individuali e di società della corsa campestre. C'erano anche le cadette e i cadetti della nostra rappresentativa a difendere i colori regionali. Erano accompagnati dal tecnico Nadia Putto e dal responsabile Diego Cafagna, marciatore azzurro specialista della 50 km, un titolo mondiale a squadre, la partecipazione a 3 mondiali e ai Giochi Olimpici di Pechino 2008. Nelle cadette impegnate sui 2 km, vittoria della toscana Sonia Tissi, la migliore delle nostre è stata Camilla Miatto con il 38° posto. Tra i cadetti successo sui 3 km del lombardo Manuel Zanini. Il primo regionale è stato Thomas Cafagna con il suo 23° posto. La classifica per regioni ha premiato la Toscana in rosa, mentre al maschile ha vinto la Lombardia, che si è pure aggiudicato il titolo della combinata. Il commento a caldo di Diego Cafagna sulla nostra rappresentativa. Come rappresentativa regionale, la classifica combinata sono arrivati noni, maschi e femmine, su totale di 21 regioni, decimi con i maschi, 12esimi con le femmine. Diciamo che la punta di diamante, che doveva essere Thomas Cafagna, che doveva andare a podio, è stato un po' troppo generoso, partendo il primo chilometro in 2 minuti e 37 e quindi un po' troppo forte, lasciando poi spazio agli altri vincitori. Gara molto bella, 100 partenti nelle maschi, 100 nelle femmine circa, quindi un ottimo risultato per la rappresentativa Friuli Venezia Giulia, che fa vedere che insomma anche nel fondo la regione a livello nazionale si difende molto bene. Nel settore assoluto, che ha visto i successi di Nadia Battocletti e Ilias Awani e ha segnato gli scudetti a Cuspro Patria Milano e Free Zone Brescia, torniamo a casa con una splendida prestazione individuale dei nostri junior. Ilaria Bruno, bruniera Friuli Italia, ha vinto il titolo sulla distanza dei 6 km. Cesare Caiani, bruniera Friuli Italia, si è classificato secondo nella prova maschile sugli 8 km. Giovanni Silli, Malignani Libertas, quarto, e Marescia Costa, bruniera Friuli Italia, sesto. Nel cross corto femminile, terza nelle categorie promesse, Beatrice Di Ust Malignani Libertas. Abdullah Musa nella gara promesse senior di 10 km, dominata da Jacob Kiplimo, ha staccato una splendida 7ª posizione. Ritirato purtroppo Jacopo De Marchi, Trieste Atletica, che non ha ancora recuperato la condizione dopo l'infortunio dello scorso anno. Nella classifica di società, argento nella combinata maschile e bronzo negli junior per l'Atletica Bruniera Friuli Italia. La maratonina di Bruniera di domenica scorsa era valida anche come prima prova di Coppa Pordenone Gran Premio Oro Gildo. Vediamo oggi vincitori e vincitrici di categoria. Juniores, Giulia Pessot, Bruniera Friuli Italia, e Gabriel Marc De Bortoli, Atletica Aviano. Promesse senior, Giulia Montagnin, Bruniera Friuli Italia, e Paolo Sacilotto, Atletica Leone San Marco. MF 35, Erika Franzolini e Abdullah Mussa, Bruniera Friuli Italia. MF 40, Irene Palazzi, Podisti Cordenons, e Matteo Zaina, Atletica Leone San Marco. MF 45, Lucrezia Salvi, GP Livenza Sacile, e Gianluca Turchetto, Atletica Leone San Marco. MF 50, Monia Capelli, Bruniera Friuli Italia, e Massimo Bozzo, Maratonetti Eraclea. MF 55, Marilena Dalanese, Atletica Aviano, e Fabrizio Casagrande, Cimavilla Running Team. MF 60, Liliana Pessot, Libertà Sporcia, e Claudio Martin, Podisti Cordenons. MF 65, Maria Teresa Andreos, Azzano Runners, e Giuliano Poser, GP Livenza Sacile. M70, Silvano Feltrin, Azzano Runner. M75, Giuseppe Violin, Podisti Cordenons. Nella classifica di società femminile, l'Atletica Bruniera Friuli Italia conduce la graduatoria a punti, dove ne ha totalizzati 313. In seconda posizione il GP Livenza Sacile con 207 e in terza i Podisti Cordenons con 148. In campo maschile, grande prova di potenza tecnica e numerica del GP Livenza Sacile, che si candida al successo finale. Ben 1442 punti i conquistati dal team di Luca Speranza, dove l'Atletica Leone San Marco con 794 punti occupa la seconda posizione, i Podisti Cordenons con 545 la terza.
A Brugnera si assegnavano anche i titoli italiani di maratonina dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport. Nella categoria M40 primo posto per Stefano Burlon, Gaetano De Gampordenone. Nella M50 vittoria di Massimo Gelati, Parma, davanti a Gianluca Sassone, Novara. M55 ai piedi di Ermanno Cervone, sezione di massa, e secondo posto per Pier Giorgio Iacuzio, Glaunicco. Nella M65 ed M70 successi friulani con Franco Castellani, Glaunicco e Sereno Molinaro, Palmanova. In campo femminile il titolo è andato alla F50 Monia Capelli, Gaetano De Gampordenone. Tra le sezioni al primo posto si è classificata la Gaetano De Gambi Pordenone e al secondo la sezione di Glaunicco. E ora le altre notizie a cura di Greta Iuri. A Grottaglie, Taranto, nella città delle ceramiche, il marciatore Emiliano Brigante, junior della Trieste Atletica, ha vinto la seconda prova nazionale dei campionati di società di marcia su strada sui 15 km, in 1 ora 5 minuti e 52 secondi. Nato a Monfalcone e residente a Ronchi, cresciuto nell'Atletica Monfalcone sotto la guida di Sergio Tonut, Brigante ha nel suo palmares le vittorie nei campionati italiani cadetti 2017, nei campionati italiani indoor allievi sui 5.000 metri nel 2019 e l'anno scorso ha vinto il titolo italiano allievi sui 10 km. Facendo un confronto con il record regionale junior su pista dei 15 km, 1 ora 8 minuti 6 secondi e 3 centesimi di Angelo Ficco stabilito nel 1987, è di ben 2,14 il miglioramento realizzato da Brigante a Grottaglie, anche se, va detto, strada e pista hanno ciascuna il proprio record. Ora per Brigante è aperta la caccia ai 43:10,07 di Claudio Giancotti sui 10.000 del lontano 1991. Ai campionati italiani indoor promesse, junior ed allievi di prove multiple a Padova, l'allievo del Malignani Libertas Udine, Alberto Nonino, ha conquistato un altro argento nel pentathlon, dopo quello dei 60 ostacoli di qualche settimana fa ad Ancona. Il totale è di 3.656 punti, che migliora il record regionale di 3.595, già in suo possesso. A sbarrargli la strada verso l'oro è stata la sua specialità, il salto in alto, dove si è arenato a 1,83 m, ben 11 cm in meno del suo personale. Ecco i parziali di Nonino. 60 ostacoli 8,26, salto in lungo 6,68 m, getto del peso 12,33 m, salto in alto 1,83 m e 1000 metri 2,54,32 m. Il Centro Provinciale Sportivo Libertas Udine ha comunicato alla società un'interessante iniziativa per la prossima stagione sportiva dell'ente di promozione. Il trofeo Luigi Modena sarà da questa edizione, la 21ª, aperto a tutte le società della provincia, sia nella parte organizzativa che in quella sportiva, con l'opportunità per tutte le associazioni di entrare di fatto con i propri atleti nelle graduatorie finali dello storico trofeo, nato nel 2000 per ricordare una figura indimenticabile di dirigente come il commentator Modena, cofondatore della Libertas nella provincia di Udine. Veronese di nascita, in qualità di direttore del Collegio Bertoni e successivamente di presidente del Centro Sportivo Italiano, Modena aveva a cuore lo sport giovanile. Nella scia dell'entusiasmo dei Giochi Olimpici di Roma, alla fine degli anni 50, fondò la Libertas Udine e il Comitato Provinciale, assieme a Romano Bulfoni, Carlo Mesaglio e Giovanni Casella. Alla sua scomparsa, su decisione unanime del Consiglio direttivo, gli fu intitolato il Trofeo De Gasperi, che da quel giorno si chiama Luigi Modena. Il De Gasperi gli era particolarmente caro, sia perché era dedicato al fondatore della Libertas e anche perché rappresentava, per la formula, la sua idea di sport, rivolto ai giovanissimi in età scolare, dove era privilegiato il gioco rispetto all'agonismo. Quello avrebbe preso il sopravvento naturalmente più avanti, se il talento dei ragazzi cresciuti nella culla Libertas si fosse poi manifestato.
Il trofeo Luigi Modena è stato negli anni un punto di riferimento fondamentale per l'atletica giovanile e la Libertas ha organizzato e sostenuto sul territorio le manifestazioni, anche grazie alle società che con essa e in essa hanno collaborato. L'apertura a tutte le società della provincia è anche un modo per arricchire il circuito con nuovi appuntamenti e nuovi campi di gara. Lo stesso comitato provinciale della FIDA del neopresidente Massimo Patriarca garantirà il suo appoggio al progetto nel ruolo di coordinatore, promotore e sostenitore che gli compete. Le associazioni che vorranno aderire dovranno compilare il breve questionario che è stato loro inviato, anche se hanno già inviato la richiesta per le manifestazioni al comitato regionale, e anche se hanno già definito alla Libertas la partecipazione al trofeo per la stagione. Porte aperte anche per le società che non intendono organizzare manifestazioni ma desiderano partecipare al trofeo con i propri atleti. Successivamente sarà organizzato un tavolo tecnico con tutte le parti coinvolte per discutere il regolamento e le modalità di organizzazione e armonizzazione dei programmi di gara. La situazione sanitaria relativa alla pandemia naturalmente mette in forse tutto il progetto, dice il vicepresidente vicario Venanzio Ortis, in modo particolare le categorie dei ragazzi e degli esordienti. Siamo altresì convinti della bontà del progetto, della necessità di fare uno sforzo organizzativo come un esercizio utile per la nostra atletica, ma anche per trovarci pronti e preparati per un'eventuale stagione agonistica. E se lo dice un indimenticato e indimenticabile campione come Ortis, oro sui 5.000 e argento sui 10.000 agli europei di Praga 1978, c'è da credergli. E anche per questa settimana, care amiche e amici podisti, ci fermiamo qui. Noi ci rivedremo come al solito lunedì prossimo. Grazie per l'attenzione e arrivederci.